Allora, cari telespettatori, eccoci nel nostro angolo, come sempre, dedicato alla finanza, all'economia, all'inquadramento un po' generale della situazione geopolitica, io direi anche. Stefano Zara qui con noi, puntata Buongiorno, nuova, quindi la facciamo dopo dopo un l'estate. periodo dell'estate in cui noi abbiamo messo in onda le repliche, naturalmente, inquadravano vari spaccati del nostro anno trascorso, comunque erano interessanti. Adesso si tratta di guardare avanti, vedere cosa è cambiato per la nostra realtà, per il nostro paese, per le nostre finanze di Paese Italia, nostre di Sì. italiani, in un contesto mondiale che veramente sta cambiando rapidamente. E anche se riusciamo a dare anche un occhio alle altre realtà importanti che ci possono condizionare, lo stallo della Cina da un lato e Sì. gli Stati Uniti, poi questi discorsi climatici, appunto, di domanda di nuovo. Allora, Beh, noi inquadriamo abbiamo un po' la passato situazione. un'estate in cui intanto abbiamo cambiato il governo, quindi è una situazione nostra, ma ha avuto dei riflessi, come ce l'ha sempre, insomma, sulla situazione anche finanziaria. I primi di giugno un tweet di Trump contro il Messico ehm, ha creato una situazione di imbarazzo sui titoli di Stato italiani. Cosa c'entriamo noi con il Messico che ha 10.000 km di distanza? Ma semplicemente perché gli operatori preoccupati, guerra commerciale, tensioni, hanno venduto i titoli rischiosi e hanno comprato cose più sicure. Quindi cosa hanno comprato? Hanno venduto titoli di Stato italiani e in quel caso lo spread della Grecia è sceso sotto il livello dello spread Italia. Poi facciamo una piccola parentesi sullo spread perché è interessante capire cosa è successo in questi 3 mesi. E hanno comprato i titoli più sicuri, quindi hanno ricomprato i titoli di Stato tedeschi, inglesi, francesi, svizzeri, dei paesi ritenuti più affidabili. E hanno ritenuto in quel caso più affidabile la Grecia, Come mai? perché la Grecia quest'anno ha una previsione di crescita del 2,2%, si prevede che Cioè il la loro Grecia che comunque debito, era che è un messa... piccolo paese rispetto sì, all'Italia, però noi era siamo la piccolo seconda manifattura messo dell'Unione non Europea, bene. però nonostante tutto in quel frangente gli investitori hanno comprato titoli greci perché li hanno considerati più interessanti, davano un rendimento più alto e consideravano la Grecia un paese che aveva una... No, consideravano, la Grecia è un paese oggi che cresce più dell'Italia, 2,2 contro lo 0, ha un trend relativo al suo indebitamento, quindi il rapporto deficit-PIL che va dal 170 in riduzione con obiettivo 140, mentre il nostro debito aumenta. eh. E quindi un paese che riesce a pagare i suoi debiti, ha un avanzo di cassa e ha un trend di crescita è più affidabile del nostro. E sarebbe la stessa scelta che fa qualsiasi cittadino quando gli si chiede di comprare debiti di un signore che col suo lavoro riesce a pagare i suoi debiti rispetto a un altro che avendo maggiori potenzialità però non è altrettanto virtuoso e capace. Quindi le stesse considerazioni che facciamo noi quando investiamo il nostro denaro le fanno anche gli investitori. Poi cambiate un po' le cose, abbiamo un governo che è ritenuto più affidabile da parte del Vabbè, ce l'hanno consesso piazzato loro, dai, internazionale, vabbè, l'Europa ha messo ma che quello ce che voleva. l'abbiano messo o che ma noi da soli ci complichiamo molto le cose. Quindi se ci arriva qualche imbeccata stabilizzatrice non è un male. Ma questa è la mia opinione personale. Sta succedendo che i mercati finanziari continuano un trend di crescita, parlo delle borse, e il nostro spread è sceso da oltre 200 che era quest'estate a 140 di questi giorni, insomma. Molto lontano comunque dagli altri paesi, 28 della Francia, 68 della Spagna, no? Quindi noi paghiamo sempre troppo per i nostri debiti. Poi non riusciamo nemmeno a gestire bene gli avanzi che generiamo per investimenti, spese, infrastrutture, ricerca, e quindi siamo un paese che non riesce a crescere. Su questo possiamo anche stare dei mesi a Ora ragionare, a parlarci. parlarne e quant'altro. Noi abbiamo, oltretutto, in questi ultimi trimestri, la locomotiva tedesca è una locomotiva che sta viaggiando a bassa velocità, sta rallentando, questo ha un effetto immediato su noi altri. La Germania è è il paese di riferimento per le nostre esportazioni. Se uniamo queste difficoltà, il loro rallentamento, quindi le nostre di conseguenza minori esportazioni, le tensioni legate alla guerra commerciale con la Cina che comunque creano anche a noi degli imbarazzi, noi siamo un paese
eminentemente esportatore, fa sì che noi siamo più esposti rispetto agli altri paesi a turbative che comunque sono già da un anno che pesano su un po' tutti, insomma. A noi li viviamo più e rischiano di penalizzarci, visto che non abbiamo sfruttato un periodo lungo di quello di crescita grande. generalizzata, No. rischiamo che tutti i nodi arrivino al pettine in un momento in cui siamo più fragili degli altri. Essere più fragili cosa vuol dire? Vuol dire che rischiamo di non, oltre a non crescere, a intaccare quello che è le nostre riserve, il nostro risparmio. Noi siamo un paese che generalmente è sempre ritenuto un buon pagatore sulla base dello stock di ricchezza accumulata negli anni precedenti, insomma. Ecco, però accennava il discorso dello spread, a seguito del cambio di governo e tutto, è un governo che va bene all'Europa, perfetto, che dialoga, cioè, lo spread è sceso. Sì, Quindi, ma non è sceso tanto, cioè, è ancora alto, cioè, 140 è tanta roba 140, visto che siamo ancora un paese che quindi paga. che non ce la raccontino, ma con questo spread bassissimo Beh, è riusciremo a basso rispetto a pagare il quello che bond. avevamo prima, ma comunque Beh, siamo di ancora, poco. noi paghiamo ancora un punto i titoli di Stato a 10 anni pagano ancora un punto di interessi. Ecco. Un titolo di Stato francese dà rendimento negativo, il titolo di Stato tedesco dà rendimento negativo, il titolo di Stato olandese dà rendimento negativo. Gli unici che pagano interessi ancora siamo noi i greci, la Spagna è arrivata cosa vuol dire? Arrivata dove? A zero. A zero. Sì, lo spread della Grecia è 68, quindi è arrivato il decennale, i bonus, il decennale spagnolo dà un rendimento vicinissimo allo zero, al netto dei turbative che possono intervenire in qualsiasi momento. Quindi la ragioneria dello Stato fa i suoi conti, quindi se non ci sono altre turbative, se non ci diamo la mazza sui piedi, se non vogliamo fare, purtroppo non abbiamo ancora imparato a capire che siamo in un consesso dove le decisioni nostre hanno un effetto immediato sull'equilibrio generalizzato e quindi se abbiamo un governo a Bruxelles o accettiamo lo stato di fatto che abbiamo un governo a Bruxelles e quindi dobbiamo cooperare e ragionarci assieme, oppure continuiamo con i nostri mal di pancia inutili e anche un po' provinciali a dire ci metto una governante, ci metto una governante, ma insomma se avessimo fatto le cose bene negli anni precedenti avremmo più credito, avremmo meno debito, avremmo più possibilità di spendere, voce in capitolo ne abbiamo perché siamo la terza economia del continente e quindi su questo ovviamente ci stanno ad ascoltare. Costituiamo una mina vagante perché il nostro debito è il più importante, uno dei più importanti al mondo, sicuramente il più importante dell'area euro. Beh, però anche la quindi, Francia non scherza. Sì, ma ovviamente è un paese che cresce di più. Quindi il nostro problema, il nostro tallone d'Achille è la non crescita, oltre Sì, che una spesa è pubblica endemico, notevole. nel momento in cui non abbiamo mai brillato per stabilità politica. No? Noi quando parliamo della Cina e pensiamo che loro hanno eletto un leader a vita, ecco, non è un regime democratico, ok? Ma ovviamente la pianificazione a lungo termine lì non è un problema, ok? Non è mai stato un problema neanche in Germania, ma è altrettanto vero che è annosa la questione che siamo un paese, un territorio che ha e un mercato importante di oltre 400 milioni di abitanti, siamo un'unica moneta, ma siamo ancora economie diverse, situazioni di sviluppo diverse, pianificazioni diverse, non abbiamo ancora fatto sistema. Ecco. Quelli che dal punto di vista degli andamenti finanziari, economici, eccetera, questo movimento ambientalista, questi provvedimenti che adesso alcuni governi come la Germania hanno deciso di prendere, come andranno a impattare? Ma secondo me è positivo perché E quindi come reagirebbero, come potranno reagire i mercati? la maggior parte delle principali banche hanno già smesso da anni a finanziare soprattutto società che operano nel tabacco, nell'oil, quindi nel petrolio, legate alla produzione degli armamenti, quindi non vengono più finanziate, quindi le fonti di finanziamento di queste aziende che si occupano di tabacco, petrolio e altro saranno altre, ma non quelle bancarie, quindi molte banche hanno già preso delle decisioni. E poi la sensibilità della clientela, dell'opinione pubblica, com'è rilevante in molti settori del commercio, lo è anche nel credito. I clienti importanti vogliono che la loro banca finanzi
attività sostenibili, attività... Quindi sono i clienti i Ma primis sì, a, sì, a dare, la che possono sensibilità... aver dato quella spinta, più che Sì, non il grande ma attenzione che idealismo. il consenso premierà anche quelle forze politiche che in maniera realistica e seria faranno un discorso di sostenibilità e appoggeranno certe istanze. Prima le definivamo ecologiste, adesso sono istanze di sopravvivenza, insomma. Possiamo anche sposare le battute o sostenere le battute di Trump, quando dice che quando fa freddo ci vuole un po' di riscaldamento globale, ma escono dalla battuta stupida quando poi ci confrontiamo con le problematiche vere, dove c'è un consorzio scientifico che ci dà certi riscontri, le scelte da fare sono scelte obbligate, insomma. E dove non ci vai tu, leader, perché non hai forza o carisma, il tuo elettorato ti porta. Insomma, se vuoi essere eletto devi sposare certe istanze, che sono sacrosante. Quindi per seguire anche questi input, queste istanze nuove, Sì. tutto volgerà nel Sì, ma cambierà sostenerle. anche l'industria. Questo può generare uno shock a livello di occupazione, no? Certe modalità nella produzione più invasiva, ma si creeranno nuovi posti di lavoro in chi si occuperà di smaltire, riciclare, depurare, riqualificare. Va vissuta come un'opportunità. Il Salone dell'Auto, faccio un esempio lontano ma non così lontano, ha visto quest'anno un crollo dei partecipanti del 30%, quello che si è tenuto a Francoforte. Gli addetti ai lavori pensavano a un crollo del 50%, Ah, quindi addirittura. si aspettavano di finire peggio. La maggior parte delle auto presentate erano auto elettriche, no? Stessi produttori tedeschi, molto legati al tradizionale motore a combustione, si stanno ormai Beh, ma il proiettando. pubblico chiede Chiede, performance il pubblico di un chiede certo l'auto tipo. elettrica, poi ovviamente bisognerà attrezzarci per sostenere, portare la produzione a far sì che sia un bene accessibile a tutti, Certo. ecco, anche da questo 100.000 euro non diventa, ma Sì, non questo solo le auto genererà, elettrica piccolina, però anche bravissimo. quella di cilindrata superiore, perché altrimenti Questo metterà in moto, cambierà, stravolgerà anche l'industria meccanica, insomma. anche l'industria meccanica. Sì, La Cina si sta portando avanti già con questi sì, progetti, sembra anche in modo più importante della sì, Germania stessa, che ha sì, destato in Europa comunque sì, leader. clamore, esatto, leader. Anche lì, che cosa potrebbe succedere? Poi il discorso dei dazi che ci sono stati da parte degli Stati Uniti, che poi sono stati interrotti in certi Sì, ambiti. ma diciamo che ha risolto il problema in maniera molto semplice, svalutando la valuta. Yuan, cioè, ha una progressiva applicazione dei dazi da parte americana, la Cina ha risposto con una quasi pedissequa svalutazione della propria valuta. Quindi comunque ti conveniva. Non puoi vincere se lotti contro un sistema capitalistico da una parte, ma sostanzialmente una dittatura di regime dall'altra, che Con logiche ha diverse. logiche completamente diverse, dove il costo del lavoro sostanzialmente lo stabilisce la nomenclatura, dove il benessere non è così diffuso, ma sicuramente Però è diffusetto adesso, comincia ad essere diffuso. comincia ad essere diffuso. E tanto più sarà diffuso, tanto più verrà mantenuto con una certa facilità il consenso. Vediamo quello che è successo a Hong Kong. No? Il grande problema della Cina nei prossimi anni è coniugare uno sviluppo che sarà complesso nell'essere mantenuto ai livelli in cui l'ha mantenuto negli ultimi decenni e una consapevolezza della pubblica opinione che va verso un sistema di vita, uno stile di vita molto più occidentale, perché i ragazzi lì vedono come vive il loro coetaneo a New York, a Londra, a San Francisco, vuole quello stile di vita che è più accattivante, che è più libero, che è più consapevole, non un regime, insomma, il primo deve fare conto con quello, insomma, Tiananmen non è tanto distante, Tiananmen è dell'89 e la prossima Tiananmen, se mai ci sarà, sarà più deflagrante, insomma, quindi dovrà essere un Contenuto. regime molto, ma insomma, Xi Jinping, dicono tutti, sia un leader molto oculato, molto intelligente. Quindi Hanno ben presente cosa devono fare, sicuramente. Non vogliono la guerra commerciale, non è nel loro interesse, assolutamente non è nel loro interesse, non è interesse neanche degli Stati Uniti, troveranno un accordo. l'Europa in mezzo. L'Europa in mezzo è in mezzo come lo siamo noi. Noi siamo
di un paniere di uova, l'uovo più fragile. L'uovo più fragile. di più in assoluto. Non c'è una sena, ma noi siamo bravissimi. C'era un bel dato delle camere di commercio. Noi negli ultimi 20 anni, no, negli ultimi 20 anni, nell'ultimo decennio, dal 2009, abbiamo perso più del 20% delle imprese artigiane. Lo so, che sono un patrimonio Di incredibile. questo 20%, oltre il 30% sono imprese legate all'edilizia e agli autotrasporti. Siamo cresciuti però di quasi l'80% nelle imprese di design. Quindi il sistema dei distretti industriali, il recepire il nuovo ci appartiene, ma va fatto a sistema. Oggi noi abbiamo un'imprenditoria, lo chiamano capitalismo molecolare, che nasce dall'iniziativa del singolo. Certo, sì. Quando diventerà sistema, ne beneficerà il paese, l'occupazione, il PIL. Insomma, Perfetto. era tutto le chiacchiere. Insomma. Allora, ci sarebbe tutta una parte dedicata ai consigli individuali, non abbiamo tempo di farla, la faremo nella prossima puntata, quindi aggiorneremo, visto anche quello che potrebbe succedere nel frattempo, speriamo niente di grave. Stefano Zara, grazie di essere stato qui Prego. con noi a questo punto. Un suggerimento, un qualcosa in chiusura? No, abbiate, c'è un bel consiglio che ho trovato in un libro di economia di 10 anni fa per i risparmiatori, che era che se tu ti dimentichi dei tuoi soldi, fai meno danni rispetto ad occupartene giorno per giorno e lasciarli lì, non toccarli. Dimenticatevene per un po', vi rilasserete. Allora, grazie ancora, buon proseguimento, naturalmente buona serata.